Farmacisti in prima linea anche in Veneto nella vaccinazione contro il coronavirus. Siglato l'accordo, per i cittadini si apre questa nuova possibilità. Restano alcuni problemi, il primo legato alla disponibilità di dosi di vaccino Moderna. C'è un problema però perché l'AstraZeneca adesso verrà fatta la seconda dose con il Moderna, che sarebbe il vaccino che arriverebbe in farmacia. Di conseguenza quelle dosi che devono essere destinate alla farmacia sono girate per fare la seconda dose dell'AstraZeneca. Prenotazioni aperte a brevissimo, dosi a partire probabilmente da metà luglio, ammesso e non concesso che si riescano a reperire sul mercato le per ora introvabili siringhe da insulina. Per il resto il meccanismo è semplice. Si entra in farmacia, si chiede il vaccino, il farmacista vaccinatore che ha seguito un corso inviterà il cittadino poi per l'appuntamento. Deve però compilare una scheda anamnestica perché chi viene in farmacia non può avere nessun problema. Cioè nel senso che quella scheda anamnestica deve avere tutti i no, perché un'allergia, una piccola patologia non può farlo in farmacia. Anche la seconda dose sarà fatta in farmacia. Ogni singola farmacia dovrà trovare gli spazi adeguati, ma attenzione. No, ogni farmacia decide su base volontaria, non c'è nessun obbligo. Per cui non so, ogni collega deciderà anche per la sua struttura come riesce a organizzarsi, perché non è semplice.